Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione della sera del nostro audio-video giornale, sono le 22:14 in punto in questo istante. Una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Trieste e da una squadra giunta da Gorizia dopo essere rimasta intrappolata all'interno della propria auto immersa dall'acqua. È successo verso le 12:30 di oggi nel sottopasso che bypassa la bretella che collega il casello autostradale di Re di Puglia a Monfalcone Ovest sulla A4 a raccordo per il Trieste Airport a Ronchi dei Legionari. Seppur ci fossero le transenne di divieto al transito, la donna è passata comunque rimanendo bloccata. Rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Monfalcone. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 672 nuovi contagi, l'8,04% degli 8.356 tamponi eseguiti. Sono stati inoltre registrati 33 decessi da Covid, a cui si aggiungono ulteriori 9 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo dal 4 all'8 dicembre. L'ho comunicato al vice governatore Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 37.789, di cui 8.455 a Trieste, 16.704 a Udine, 7.589 a Pordenone e 4.573 a Gorizia, alle quali si aggiungono 468 da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.712, scendono a 62 pazienti in cura in terapia intensiva e 652 ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.164, con la seguente suddivisione territoriale: 378 a Trieste, 479 a Udine, 240 a Pordenone e 67 a Gorizia. I totalmente guariti sono 21.913, clinicamente guariti 517, le persone in isolamento 13.481. Molta disinformazione e dunque qualche auto rimandata indietro, in prevalenza di cittadini sloveni o comunque stranieri. È il primo bilancio dei controlli in corso ai valichi di frontiera da parte della polizia per monitorare gli ingressi in Italia in considerazione delle nuove misure di sicurezza contro la pandemia, entrate in vigore oggi come previsto dall'ultimo DPCM. Il traffico al valico di Fernetti e gli altri lungo il confine con la Slovenia è abbastanza scarso. Il provvedimento stabilisce che l'entrata in Italia da tutti i paesi dell'Unione Europea, area Schengen, è consentita soltanto previa presentazione di tampone antigenico o molecolare, eseguito al massimo entro 48 ore prima dell'arrivo al confine. Sono esclusi dall'obbligo del tampone i conducenti dei mezzi pesanti che entrano in Italia per motivi di lavoro, i cittadini transfrontalieri e coloro che giungono nel nostro paese per motivi di salute. Tutti gli altri, invece, italiani o stranieri, devono esibire il risultato del tampone. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa della sera. Vi diamo appuntamento poco dopo la mezzanotte con Info Friuli TV Net linea notte. Grazie come sempre per l'ascolto e per la visione. Buonanotte, anzi pardon, buonasera e ci sentiamo più tardi. Grazie ancora. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay.